è bella anche per questo, certo. perché uno può fare qualsiasi cosa e nessuno ti può dire niente, veramente. Capisci? Possiamo fare qualsiasi gesto. Certo, ridono in 100, a casa non ridono. Ma se proprio lo volete sapere, abbiamo fatto questo. Eccolo, è vero. Poi abbiamo fatto questo. Sì. Poi abbiamo fatto questo. Sì. Poi abbiamo fatto. No! Questo. Allora sappiate che Baldini ci ha fatto vedere il suo culo peloso. Scusa, siamo a goliardare con però per quelli che sono presenti, sì. Secondo me neanche l'ultima puntata di Celentano è stata più divertente. Sì. Una cosa, ammazza come sei messo bene, stai messo bene, stai messo bene, ci fidanziamo, vai. Allora perché mi hai preso per Solange? Ma dov'è Solange? Che fine fa? Boh, non lo so, è un po' che non si vede. Certe volte incontravo Solange nei corridoi di Mediaset e le fa: scusa Fiore, vieni qua. Appena lui mi prendeva la mano, me la alza e si materializzavano di botto 3-4 fotografi in quel momento. Il giorno dopo sul giornale, ecco Solange che legge la mano certo. Una volta pensai, Solange è stato capace di leggermi la mano coi guanti. Avevo i guanti, ma ha letto. Lei ha una vita a pallini, dicevo. Esatto. I guanti di lana. Ti è venuto in mente qualcosa? Volevo fare il rumore della 500. Molti anni fa ho vinto la corrida con questa. Hai fatto la corrida? Io sì. Con chi? Con Gerry? Con Corrado. Con Corrado. Abbiamo un concorrente, poi i famosi concorrenti di Corrado, a cui va l'applauso. Allora abbiamo Gaiazza. E Gaiazza si presenta per dei rumori, ci farà il rumore della 500. La 500. Allora che parte? Allarme. La 500, la lancetta che si muove, sì, che segna già 40 all'ora da fermo. Sì, perché con la vibrazione va a 40 all'ora. È vero. Modificata. All'improvviso arriva un temporale. La pioggia che cade. Tergicristallo della 500. Come pianoforte. Come piace. Lavorate il tergicristallo. Speriamo che qualcuno veda il passaggio. Signore, che mi dà il passaggio? Il signore della macchina. Vuole un passaggio? No, grazie, vado a piedi. Alberto Cagliazza! Io ho sentito parlare che poi ho detto viene Cagliazza, fagli fa questo, fagli fa questo. Iniziamo con i classici, no? Io non so se tu lo sai fare, che il classico qual è? Il rumore classico del rumorista quando comincia, sai qual è? È il treno. Sì. Tu lo fai il treno? Sì, insomma. Viaggio così tanto che. Perché il treno è quello che tutti imitano. Io da piccolo facevo tu. Sì, così. Allì poi mi stavo specializzando e cominciavo a fare. Ecco, però quelli che lo sanno fare bene, sentite. Che treno fai? Un espresso. Perché sai. Sì, perché c'è anche la metro, ci sono vari tipi di treni. E allora facci tutta un'escalation di treni, metro. Allora, immaginiamo di essere alla stazione, sta arrivando il treno.
Ragazzi, voi dovreste vedere la faccia che fa da treno. Aveva proprio davanti un pendolino. Poi il pendolino è diverso, certo, sì, questo era quello che arrivava. Sentiamo il pendolino. Si ferma solo in diverse città e quando passa in un paesino normale fa così. 40 km sta arrivando. Aiuto, risucchio! È bella la vocina che c'è. Baldini ci farei fare la trasmissione con quella vocina. Fai la vocina come vediamo. Aiuto! Ma da dove ti esce sta voce? Scusa. Non lo so, così. C'ha un omino dentro proprio. Sì, perché poi a vederlo vedi sta cosina che gli parte, non muove neanche le labbra. Bellissima la voce. Allora, poi mi parlavi pure della metro. La metro è diversa perché certo. stando sotto non c'ha l'eco come il treno. Quindi è tipo. secco. La metro fa. È vero, giusto. La metro fa. Quindi arriva. La gente che scende, che si spintona. Scusate signori, ma oggi la puntata prende un altro piega, la faremo tutta, gli faremo fare tutte. Poi altri mezzi di locomozione, che ne so. C'è anche il treno merci. Ah, perché è diverso anche quello, riesce a fare. Il treno merci, classico treno merci. Amuccapato. La cosa bella di Gaiazza è che praticamente uno può essere poi bravo a fare un rumore, no? Fa il rumore, però quando dentro ci mette un po' di ironia e quella piccola cosa, comica, la mucca pazza, com'era? Scusa, mamma, la mucca pazza di prima è micidiale. Senti, ma quando esempio un altro classico, il must del rumorista, quando c'è quella roba del finestrino che si abbassa, no? Che c'è la differenza quando stai al finestrino chiuso e sei all'interno del treno, finestrino chiuso o finestrino aperto. Il finestrino, il tunnel. Il tunnel ha una differenza. Per esempio il treno che viaggia e sta arrivando il tunnel e fa così. Il finestrino è impressionante. Allora dovete sapere che mentre lo faceva sporgeva la testa fuori dal finestrino spostandosi i capelli all'indietro per fare il vento. Senti, e mezzi di locomozione tipo aerei. Sull'aereo come stiamo messi? Gli aerei facciamo proprio un effetto scenico, le frecce tricolori. Addirittura sì, le frecce tricolori, ragazzi. Facciamo passare le frecce tricolori, arrivano. C'ho la pelle d'oro. Pure il motorino. Ecco, hai visto l'ironia? Dopo c'era. No, scusate. Allora, io sto guardando le espressioni dei volti dei presenti, c'è chi piange dalle risate e c'è chi è incredulo, perché questa delle frecce, io che ho la cuffia, vi posso assicurare, a rifammelo perché io stavolta devo chiudere gli occhi. Allora, amici radioascoltatori, tranne quelli che guidano in questo momento, chiudete gli occhi per sentire, se no accostate e sentitelo a occhi chiusi, vai. Secondo passaggio è bello, vai. Il motorino è bellissimo, il motorino, Gaiazza, motorino tricolore. Senti, ora questa cosa di cui sentivo parlare, mi ha detto fagli farla, che è sta astronave? Cos'è? L'astronave, io sin da piccolo volevo fare l'astronauta, quindi
mi sono immaginato tutti questi rumori dell'astronave che parte, che si va dentro, la porta elettronica. Tutti i rumori. Prego, fai. Pronti alla partenza. Motore 1. Motore 2. Motore 3. Nello spazio. Beh, questo diciamo nello spazio galleggia tutto. Ah, sì. Sì, tipo anche che ne so, la donna nello spazio galleggia un po'. Insomma, il seno. L'uomo insomma c'ha il suo cosetto che... Poi c'è voglio bere. Bisogna prendere è l'atterraggio. Una vacca spaziale, cioè una vacca spaziale. Bravo. Allora facciamo una pausa perché dopo andremo a parlare della parte musicale dei rumori, delle Mozza che ci ha deliziato con i suoi rumori. Andiamo invece alla parte adesso musicale, parte musicale, no? Batteria è un classico, certo. Batteria, chissà ne farai di diversi tipi, non lo so, che tipo di batteria, la batteria dance, quella da discoteca, quella. La discoteca, quella della discoteca. Ragazzi, io ballo, io salgo sul cubo. Esatto. Fai un pezzo, ce la fai a fare un pezzo? Riesci anche a mettere la melodia sulla batteria? Sì, con una bocca sola, insomma. C'ha una bocca sola. Allora prego. facciamo questo pezzo qui, è famoso. C'ha una bocca sola. Si è rovinato il disco. Saltava il CD. Fantastico. Tornate indietro. Come torna indietro? Come torna? Allora, per fare questo rumore si è infilato il dito medio in bocca, non so, il dito medio l'ha messo lateralmente alle gengive. Cioè, Baldini è la cosa più divertente che Baldini stia, perché ti vedo ridere così da anni. Ti piace sta cosa? Un'altra cosa particolare, non so più cosa chiedere, gli chiederei di tutto. Di tutto. La cosa che ti piace a te di più fare, il rumore che secondo te ti viene meglio, a parte che abbiamo già sentito. Cioè, la musica con la batteria, ma anche il sassofono ci può, che poi tipo la Pantera Rosa si può. Scusa un attimo, c'è un sassofono nell'esofago. Scusate, stessa tonalità, facciamo un pezzo, orchestra e Pantera Rosa lui col sassofono finto, ok, vai. Ti viene? Bravissimo. Avevo mai sentito il sassofono? È impossibile. Devo fare forza al finale. Allora, sappiate che lui ha le dita, si infila le dita nel naso e riesce a fare il sassofono. E sport che ci abbiamo di sport? Beh, tennis, che ne so. Il tennis è classico. Hai detto niente.
Oppure anche la Ce pallina lo fa che, così con gli occhi chiusi. la Oppure? pallina che cade. Perché poi ci sono anche dei dettagli nei rumori. Ecco, sentiamo. Lo sport, cosa possiamo fare lo sport? Ah, il tifo. I tifosi. I tifosi. Bravo. Alberto Cagliazza. Sì. Speriamo che qualcuno insomma si accorga. Sì, lo porti anche in TV, insomma, certo. A fare delle cose. Io ti ringrazierei che hai fatto, se hai qualcosa che ci vuoi proporre tu, che magari io non ti ho chiesto perché ti chiede che c'è una cosa proprio particolare. Sì. Un rasoio elettrico. Anche il rasoio perché. Senti, ma tu sai fare per caso la tosa erba quando metti in moto? Cioè, il confronto. Motosega. Sì, a motosega. Vediamo come fa, fammi la motosega. La sua è più. Beh, se mi fai questa in due. allora a sto punto mi devi fare la moto che c'era ai miei tempi, gli anni 70, 2 tempi da cross. Scusa, Ma anche la Ferrari si può fare. come il passaggio di Ferrari. Fantastico, vai. Senti, ma no, a questo punto voglio sentire il rasoio elettrico. Il rasoio elettrico, sì. Ogni motore c'ha il suo rumore. Certo, ogni motore è il La suo. McLaren ad esempio fa così. Diverso. Il rasoio, dai. Il rasoio. Si è fatto le passate, ma bello, hai visto che roba? Beh, io farei più forte perché se lo merita. Viva Radio 2, Alberto Cagliazza! Ecco. Un contrasto, che cosa secondo te cosa ti può dire a te? L'ho scoperto io. C'ero anch'io. Nella reggia di Caserta, C'ero sotto anch'io. il letto. Io una volta andai da Mike, ospite di Mike, e lui parlava, mi presentò così bene, io gli dissi in diretta, Mike, ma sai che tu potresti fare il presentatore? Lui mi disse, ma io lo faccio. Capito? Era una battuta, allora lui ha fatto una battuta. Serio, senza dell'umorismo, pure lui serio, Mike. Che tu hai fatto la battuta che lui proprio ma lo faccio. L'ironia non l'ironia ma io lo faccio, sai. Ma lui dice delle cose, io anche questa racconto sempre nei miei spettacoli, ogni tanto quando avevo la coda, ero vicino ad un mio amico, anche egli con la coda, lui ci guardò e ci disse: siete fratelli? E io gli risposi no. Ecco, un uomo normale a quel punto della risposta diceva: siete fratelli? No. E invece no, lui continuò, cioè siete fratelli? Io dissi no, e lui mi guarda e mi disse: come mai? Cioè, come mai? Abbiamo genitori diversi, quindi ma addirittura mi arriva una notizia, sai? Mi arriva una notizia, la famosa frase signora Longari, lei mi è caduta sul... Non è vera? Cioè, no, pare che l'abbiano inventata loro, cioè l'abbia inventata Renzo. Ah sì, è vera sta cosa? No, la dicemmo noi, ma perché era una leggenda, ma solo per quello, perché era una delle poche cose che si potevano dire allora in televisione. A proposito, scusi, quella cosa della carta igienica, dove, fammi vedere, eccola qua. Allora, il regista di Canzonissima, non era Romolo Siena? Non lo so, qui dice Arbore e Boncompagni erano avanti con la carta igienica in TV. Figuratevi che la cacca è arrivata solo dopo qualche anno. Erano avanti, abbiamo anticipato i tempi. La cacca è arrivata proprio adesso, ultimamente. L'abbiamo vista il sabato sera. Allora, bella, questa è stata bella, ci è piaciuta molto. Dell'amico. Senti, musicalmente ancora che possiamo? Tu giri allora musicalmente, guarda, mentre tu parlavi con una cosa, abbiamo deciso di chiudere con il maestro Cremonesi, non in crescendo, ma in diminuendo, cioè? che non si fa male, ma mai.
cioè finire tristemente, molto tristemente, invece di essere sempre cose sempre alti, eccetera, crescendo, eccetera. Spiegaci bene, allora, io che devo fare? Allora, durante la quadratura della canzone noi possiamo parlare dei fatti nostri. Bravo, di quello che ci interessa. Perché la canzone è talmente lenta che noi ci incaselliamo dentro. Okay. Se parli tu è meglio, perché io devo cantare. Maestro, parliamo io e Baldini. il tempo più lento che c'è. Anzi, all'inizio ad libitum. Cioè, non voglio dire ad libidinem perché la battuta sei Baldini. Lo so bene, bella chiara. Vai. Vedi che suspense. Già si può parlare. Left. My chiamiamo Mike Bongiorno tra una strofa e l'altra, lo chiamiamo. Halfway. Mike sicuramente. Allora facciamo una cosa, fate il numero di Mike Bongiorno intanto, che adesso vediamo, lo chiamiamo in diretta. Allora c'è una notizia che non voglio leggere perché il finale io lo bisseresti. Perché no, parla degli aerei che si sono scontrati. Scontro aereo nelle esercitazioni militari in Sardegna. Sapete, i due piloti che hanno distrutto 2 F-16 dell'aeronautica del valore di circa 400 miliardi di vecchie lire dichiarano: vogliamo tornare subito a volare. Il comandante dell'aeronautica replica: col cazzo, 800 milioni. Giustamente. Sentiamo se ci sente. My love waits there. Beh, adesso forse ci ascolta. Pronto Mike? Sì, chi è? Ciao, sono Rosario. Ma mentre io ti parlo, San Francisco c'è Renzo Arbore. Mike. Tutto a posto? Tutto bene, va. C'è Renzo Arbore che sta cantando, Ma allora non dobbiamo disturbarlo. No, ma come dicevi, il gioco sta proprio il gioco sta quello che io canto e loro mi disturbano, anche tu puoi farlo. Vai. No, io ti ascolto perché sei un grande interprete. And windy sea. Senti Mike, senti che la conosci questa canzone, Mike? Questa non l'ho canzone? ancora sentita, fammela sentire. When I come home, I left my heart in San Francisco. to you. La sa. Di chi era questa canzone, Mike? San Francisco. Uno che era stato ospite nella mia trasmissione. Lo so, sai chi era Tony Bennett. Your golden sun will shine. Non vi rendete conto? Sì, ecco qui. For me. E vai. Mike, ti faccio sentire l'orchestra. Vai. Unisono, mi raccomando. Signori, al telefono Mike Bongiorno. Questa è la processione. Vedo il carro con i cavalli, con i pernacchi proprio. Ti piace Mike? Molto bello. Manca il feretro e poi siamo a posto. Sentite la lentezza della canzone. Era un brav'uomo. Tutto il pubblico qua c'ha le candele, stanno spegnendo le luci con le candele. Non aveva neanche 70 anni, però un bel giorno è bellissimo. Si è spento. Vedi com'è triste. Mike, ci sei? Sì, ci sono, ma sto uscendo. No, aspetta Mike, aspetta. Perché? Devo andare a lavorare di nuovo. Tu vabbè, stai lavorando, anch'io lavoro. Ma io devo cantare, Mike. Perché mi attacchi il telefono in faccia? Mentre che uno canta. Scusa, Mike, non chiudere. Esatto. Ma quanto è lungo sto intervento musicale? E quella è la bellezza della canzone, è funebre. Ci siamo? Eccoci Mike. I left my heart. Dove sei Mike in questo momento? In San Francisco. In San Francisco. Vai Mike, vai. Sei bravissimo. Ma è troppo lento. Sentite Mike come canta. Ma nella versione originale non era così. No, stiamo seguendo un feretro. And in the sea. È troppo lenta. No, la facciamo. When I come home to you. San Francisco. Questo è da gobbo. Your golden sign Ci Ho siamo? acceso una candela qua io, will shine.
acceso una candela, Mike. Finale. Ecco il finale. Prima del finale possiamo dire quello che ci piace. Perché, Mike, prima del finale possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, poi il finale partirà, è già pronto, l'orchestra è in attesa di scoccare l'ultima C'è nota. il colpo in canna. Ma cosa dicevi, Mike? Era troppo lenta? Sì, è troppo lenta. Quando l'ho lanciata io in Italia, sì. va bene? Ridete, ma Sì. guardate, Mike ha fatto Ma il ti DJ, ricordi il c'è stato un cantante? periodo che tutti i cantanti stranieri passavano nel mio quiz. Ma ti ricordi chi la cantava in Italia? Questo che è lanciato, come si chiamava? In questo momento mi sfugge il nome, sai? Tell Dizzy Me che sono de Milan. Allora dimmelo. Tony Bennett. Tony Bennett. bravo. Per Bacco. Anzi, Tony Bennett, senti, my ma friend, dimmi he's come still si, alive. come si pronuncia Tony Bennett? Perché noi abbiamo Tony Bennett. He's Tony still Bennett. alive, you know, he's an old man. Yeah. You know how old he is? No, perché tu c'hai questa bellissima pronuncia. Sentilo. Anzi, dici pure il titolo, I left my heart in San Francisco, noi lo diciamo alla I napoletana. left my heart in San Francisco. Allora, Tony Bennett ha più di 80 anni, 83. E guarda che canta ancora come quando era giovane. È Straordinario. Tra l'altro, quando Mike ha lanciato questa canzone, Francisco non era ancora santo. Santo, è vero. E Fiorello non era ancora nato. Lo so. Non era... Vabbè, senti, allora io adesso devo andare. Guarda che quella parata la dobbiamo fare al pomeriggio, non al mattino. Non possiamo il pomeriggio, Mike. No, non posso io, come faccio? Ti costa l'ira di Dio, devo arrivare il giorno prima, la sera devi pagare pagherai. l'albergo e poi l'aereo deve stazionare a Ciampino. Invece se io vengo al mattino, parto subito al pomeriggio, costa la metà. Allora ne parliamo magari a microfoni spenti. Pensi Mike, che è meglio, Ci organizziamo. Anche perché, Mike, io devo fare il finale. C'è ancora il finale qua, vai. Ancora? Sì. Attenzione. Scusa, eccolo qua, finale. For me. Bellissima. Caro Fiorello, tu hai l'onore di ospitare lo un so. monumento. Lo so. Siamo rimasti in pochi siamo ancora vivi. Noi che abbiamo messo in piedi questa baracca. Porca vacca, Hai ragione. Hai ragione, Mike. È così. Dalla siamo vecchia noi. guardia siamo rimasti in tre, sì, Siamo purtroppo è monumenti, così. E vabbè, ma voglia, va. C'è Renzo sta toccando qualsiasi cosa. Ah, bene, Veramente. bene. Lo so. Va bene, Mike, non ti vogliamo, poi ci mettiamo d'accordo. Sì, ma Renzo adesso cosa fa? Parte per Miami? Non lo so. Sì, devo andare a riaprire quella casa che mi hai fatto comprare tu. Questa è una cosa. Lui mi ha fatto comprare una casa in un giorno. Ma dai. E poi lui si è venduto la sua. Non potevi vendere la tua. Com'è Sì, la però- storia? Com'è la storia, Mike? Perché non dici che la casa che ti ho fatto comprare vale 3 volte di più adesso? È vero, e infatti vado a vendermela. È vero, Marco, sì. è vero. In un giorno ci incontrammo a Miami. Lui mi disse: ma tu fai l'americano, eccetera, ma non c'hai una casa in America? Dico: no, io vengo qua in albergo. Dice: no, la devi comprare. Ci sono dei miei amici, io ho comprato dove ce l'ho io, adesso la compri pure tu. Mi ha detto: vabbè, dimmi, hanno già fatto il prezzo, eccetera. Sono andato lì, in un giorno ho comprato la casa. All'Alexander? Alexander, sì, ho comprato la casa. Poi ho saputo che tu te ne eri andato, forse perché l'avevo comprata io. No. Vabbè, ma tu non io ci avevo vai? alcuni appartamentini, ma poi li ho venduti tutti. Lo so. Ma non Miami è cambiata un po', non è più la Miami di una volta. No. Sono Ora il stato sabato a c'è un anche casino. Portofino, Capri, tutti ormai Tutte, si sì. sa A di questo. dicembre sono stato a Miami, persino il tempo è cambiato, non siamo riusciti a entrare in spiaggia. Ma lo sai qual è il problema più grosso di Miami? I terroni. Il traffico. Il traffico. Senti, Mike, noi guarda, ci dobbiamo mettere d'accordo su sta cosa che il 21 qui ti aspettano. Lo so, ho parlato con Alessandra, no? Sì. Le ho detto che dobbiamo fare al pomeriggio alle ore 15. Ma tu non puoi prendere il tuo aereo alle 7 del mattino? Ma che mi fai fare la levataccia, dai. Alle 8? Per venire a fare il pagliaccio. Ma dai. no! Sì, dai. Ma come fai? Tu E pensi... io non c'entro niente con questa roba qua. Ma no, tu sei stato una colonna di Radio Viva Radio 2, scusa. Sì. Sei la nostra colonna portante, non puoi. Dai, Senti, Mike, tutti. qui ci saranno 1000 persone qua davanti, Mike. Ma dove siete? Davanti a Via Asiago.
Ah, quando faremo la sfilata? Sì, tu dici dove siamo adesso? Adesso. Siamo in Nello radio, studio, normale, mai. Senti Però Mike, c'è ma tanto per quattro chiudere, gatti, la avrai. storia della televisione che dovevi fare tu, che ti aveva proposto l'ex direttore generale, la fai o non la fai? La storia No, non me la fanno fare più. Hai toccato un tasto. Cosa devo fare? È una vergogna. Eccolo, la Ho qua vergogna. il contratto in mano, figurati, Eccola. pure Porca firmato da miseria. loro. Ecco. Io non lo so chi ha messo i bastoni fra le ruote. Io lo so. Vabbè. Chi è stato? No, Dimmelo. no, scherzavo mai. sì. Qualche dirigente Rai, chissà. Vabbè, sì. Ma sì, secondo però me è stato Del perché era già Bosco. tutto pronto. Del Bosco, Se n'è andato Del se n'è Bosco, andato. sempre Del, uno di Del anche. Col Del? E che cosa hai capito, Mike? Del chi? Quello di Torino? Non lo dice però lui, dice quello di... non lo so di dov'è io, ma non credo ti vuole tanto bene lui. Ma Del me l'ha Bosco, detto, Del Bosco però ti vuole intanto- tanto bene. Tanto mi ha impedito di fare sto programma, vabbè, non importa, tanto ne farò altri altrove. Sì, ma bravo, certo. vedi, No, lo sempre. devi fare tu, Mike, lo devi Ok, fare tu. ragazzi. Lo Sì, devi fare però- tu. Vai a lavorare, Mike? Sì, per forza, per forza. Perché per forza? Bisogna tirare avanti, no? Certo. Ho speso talmente tanto a Londra, non hai idea. Già, quindi devi rifarti subito con le telepromozioni. Certo, sì. Quante ne fai oggi? Oggi ne faccio 18. 18 telepromozioni. Finisce stanotte. A che ora finisci? Vado adesso, comincerò alle 4, 4 e mezza e vado avanti fino alle 7, 7 e mezza. Però in 3 ore se le fai. oggi in 3 Qual è il ore. prodotto di cui parlerai oggi? È sempre, cosa vuoi, io ormai non sono più il salumiere dell'etere, Ecco. ma sono il materassaio dell'etere. I materassai, quelli dell'elefante. Ecco, quello lì, l'elefantino. Esatto, che ti sdrai e ti fa bene alla cervicale. E ti viene la proboscide. Allora. Senti, ciao Mike, buon lavoro, divertiti e ci vediamo poi il 21, Perché non mi chiami più? Sì, No, domani subito. Domani Mike, ci subito, mancherebbe. ma scherzi, no. Il telefono. No, domani puntuali. Sì. Va bene? Senti, fai ancora i miei più vivi complimenti a quel monumento che hai lì di fianco a A te. Renzo Arbore. Il sì. monumento, no, vabbè, Comunque, il momento dopo. però chi volesse saperne di più o chi volesse ricordare e vedere uno spezzone di una trasmissione, un pezzo di Renzo con la sua orchestra italiana, sul settimanale oggi, Sì, domani. da Esce domani ci sarà un DVD alla volta per 12, credo. Quanti? No, sono 20 DVD, c'è 20. tutta l'opera Omnia, Mamma cominciando mia. dall'altra domenica fino a... Ma metti che uno, sai, una fino a sera meno sta sono dice a casa, non fanno niente in TV, che faccia? Si prende un DVD, se lo piazza e si vede un Grazie po' tanto. di sano curato spettacolo. da Di Ugo sano- Porcelli Renzo e Monica Arbore Nannini, devo comincia- dire che stanno lavorando per me in questo Monica momento. Nannini, abbiamo già citato Renzo Gigi. Arbore comincia a guadagnare un po' troppo, Ma ragazzi, Mo Ma comincia tu a non farti hai conto. idea cosa prende per le serate, ma io mi porto dietro 16 musicisti, No, 16 lascia stare, con famiglie napoletane senti, più 16 tecnici. Renzo, è una partita persa, Sì, non, sì, non no, la no, no. cominciare Sì, lo so, neanche. perché c'è qualcuno che ha la coda di paglia. lì, Eccolo qua, quelli, eccolo qua, sai, sono quelli io. che hanno la coda di palla, sai, perché quelli fanno tutto Fiorello. da solo con una piccola orchestra, capito? Io no, già. Lo sai che Fiorello 800.000 spettatori non Ora sono. comincia, mo ricomincia. Scusa Mike, quanto guadagni con 18 telepromozioni? Beh, poco perché io non mi faccio pagare molto. Gli danno 2 materassi e una federa e basta. Sì, no, Va bene, effettivamente il materasso ce l'ho gratis. Visto? Sei grande, Comunque Mike. domani dopo il 18 è una giornata molto triste, Perché? perché bisogna pagare le tasse in anticipo, anche tu. Per ti stai voi che preparando. siete miliardari è triste. Ma sì, Guarda che anche tu le devi pagare. No, lo sai. io vado. lui evade. No, invece non evadiamo. Hai sentito che è No, molto, no, tu è paghi molto e triste che lo 0,8, come dice il buon Luca Cordero di Montezemolo, dichiara di guadagnare meno di 100.000 euro e non è vero perché insomma, sono tanti. Vabbè, dai, lasciamo perdere le Vabbè, tristinotte. abbiamo Ti finito. saluto, ciao, in altri cuori, allegria. Grazie. Ciao. Mike, Buongiorno. un abbraccio a Daniele e a tutta la famiglia, ciao. Caro Renzo, se tu ti addentri nel discorso di soldi, tasse, serate, ti fa Sei nero. rovinato. A me mi ha fatto i conti in tasca. Poi scusami, senza se lui fare è i un conti. monumento, lui è una piramide. Allora. È una piramide. Sì. Allora abbiamo così concluso, caro. Devo ricordare una cosa, perché bisogna aiutare i, diciamo, come possiamo chiamarli? I più piccoli, no? Perché ci sono, ad esempio, c'è il grande cantante che fa il disco, c'è il cantante che fa il disco con un. Tanto posso presentare Sì, vai. Cottafavi, Beppe Cottafavi, buongiorno. Eccolo, finalmente.
finalmente. Oh, lo conosci, Beppe? Volevo dirti una cosa, come Beppe Cottafave si occupa di libri, vero? Certo. Pubblica libri, possiamo dire per chi? Sono un editor della Mondadori. È un della Mondadori, no? No, ridi perché io faccio l'imitazione di questo signore che la voce non la conosce nessuno, però io tra amici faccio sempre la sua imitazione perché lui è un editor di Mondadori. Questa è pubblicità, ora menzioniamo anche i suoi parenti Baldini e Castoldi, perché sennò oppure che ne so, Rizzoli, Feltrinelli. Esatto. Lo facciamo un libro quando vuoi. Sì, quando vuoi, ma come lo facciamo questo libro? Che lui mi dice sempre: Fiore, dobbiamo fare un libro sulla tua vita. Cioè, minchia, sono morto io. Grande Beppe Cottafavi. In questo momento pensate che tutto il mondo intellettuale italiano, perché lui è conosciuto solo tra intellettuali, ha fatto dei libri incredibili, ha fatto il libro di Materazzi anche. Ah sì, quello della... che ce l'ha in mano, che com'è, davvero? Ma c'è veramente, tira. Vediamo. Stanno facendo dei danni incalcolabili. Allora attenzione, Marco Materazzi, e qua il libro si intitola Che cosa ho detto veramente a Zidane. Non sto scherzando. Allora Cesare Edicolante. Cesare, ce l'hai? Ce l'hai? Sì. È arrivato? Sì. Quante copie ne hai venduto? Una. Già l'hai venduta? A lui, perché è interista. A lui! Esatto. E senti, il libro di mia sorella ce l'hai? Sì. Quante copie hai venduto? 2. La famiglia Fiorelli in vantaggio. Se comprate tutte e due lui. Ah sì, Ma sai che sei stronzetto? Non lo dovevi dire. Beppe, ti è bastata la pubblicità questo? Ce n'è un altro di libro, vedi? No, è che adesso mi porti tutti. Il libro di Edmondo Berselli, ragazzi, va menzionato, perché è bello che noi facciamo cultura anche. Sì, molto. Questa è un'anteprima perché esce martedì, Quando esce? Martedì. Allora, martedì esce il libro di Berselli, che è molto divertente, vero? Di cosa parla? È il primo libro comico sulla cultura italiana. Ma dai, si può fare anche comicità sulla cultura italiana? Un libro per ridere su una cultura da piangere. Guarda qui, che incredibile, sul giornale, su Repubblica c'è scritto: esce Venerati maestri, operetta immortale di Edmondo Berselli, che sai, il cognome già si dice di chi era parente, Operetti immorali, non immortali. Non era parente di amici, certo, Edmondo. Di amici si chiamano tutti così. Fiore operetta immorale, scusate. Berselli si monta troppo la testa. È vero! No, più che altro sto Caimaroni immortale, immagino. No, immortale gli piacerebbe, insomma. Allora, parlato di libri, a questo punto, io che fai, Baldini? Beve, Baldini si sta avvinazzando, sappiatelo. Allora, oggi è il Concato Day, perché oggi verrà qua a Viva Radio 2 Fabio Concato, e finalmente oggi potremo chiedere a Fabio questo dilemma che da anni è nell'aria: chi è Cato? È vero, perché ogni volta Fabio canta con Cato, vediamo un po'. Oggi scopriremo chi è. Famoso cantante Cato Barbieri, che lo so. Dice le cose pane vino al vino, vive a casa con Manlio Sgalambro, lo conosci, il noto filosofo, quello che gli scrive anche i testi delle canzoni. Cos'è? Sì, proviamo a vedere se Papa ascolta Brachetti che canta e dichiara: era meglio se rimaneva in seminario. Ma io su questo Papa non faccio molto affidamento, perché tanto morirà presto. Scusa. No, ma scusa, è la natura. Benissimo, ci dispiace annunciare a tutti che questa sarà l'ultima puntata di Viva Radio 2. Ringraziamo tutti di averci seguito fino adesso. Io da domani farò il parcheggiatore, Fiorello venderà le mozzarelle ad Augusto. Io sto recitando l'atto di dolore. Sì, è uguale, tanto ormai è fatto. E lo so. Come usciamo? Arrivano 2 guardie svizzere sotto proprio, alabardate. Con l'alabarda. Che fa più adesso per mettere proprio il calcio sui maccheroni. Franco Battiato. A me hanno rescisso il contratto con la Danetta. Sì, esatto. Non ti preoccupare, un posto in Fiat te lo troviamo. Esatto. Ma tutti ci andiamo a lavorare. Allora. Lascia stare. Sì, ma la catena di montaggio. Esatto. Chiamiamo Battiato. Sì, chiamiamo Battiato, sentiamo se c'è.
Così concludiamo degnamente la carriera, dai. Pronto? Potete attendere in linea un attimo? Va bene, maestro. Vi Okay. posso dire una cosa? Prego. Un attimo, state superando il limite. Lo so, maestro. State attenti perché oggi ve la fanno pagare. State maestro, attenti, ve lo so, dice uno che insomma ha già fatto le sue. Ne ha pagate in vita sua. Un attimo. Sì. Manlio? Manlio? Ti ho detto 1000 volte, quando vai in bagno devi alzare la tavolozza. La tavolozza, che è un pittore, vabbè. Ma io dico, ma come fai a non centrare il pertuso? Ma scusa dai. Ma guarda, sei un animale, hai sbisciazzato tutto qua. Vabbè. Manco un cammello mongolo fa le cose così, forza. La prossima volta usa il cesso berbero, Cesso no? berbero. Maestro, scusi, cos'è un cesso berbero? Una pala. Si prende una vanga, si fa un buco e poi si scarica e con la sabbia ci si pulisce a vivo. Ma come? Ma scusi, ma il gabinetto berbero è una fossa normale allora? E nel deserto che ci vuoi trovare un bottiginori? Vabbè. Insomma, non lo so. Senta maestro, scusi, ma che tipo è Sgalambro, il maestro Sgalambro? Beh, diciamo è una persona di spessore, un filosofo, un uomo, un saggio, un cultore delle arti e dell'eleganza, una persona la cui esistenza è dedita al sapere, ha un immenso bagaglio di nozioni e esperienze spirituali, una persona che ha dentro di sé tutto lo scibile umano, una persona in eterna ricerca del sapere, insomma un vero e proprio rompicoglioni, diciamo. Ma maestro, ma cosa sta dicendo? Ma non le può dire queste cose in diretta? Beh, provateci voi a dividere la vostra vita con uno che pensa solo alla filosofia, al sapere, che ha fatto della riflessione, del ragionamento una religione, insomma, uno che si divide fra metafisica, dottrina universale e scienza dell'assoluto, uno che si muove fra immaterialità e soprannaturalità. E allora? Di figa non se ne parla mai. Maestro, la prego, ma cosa dice, scusi? A lei non piace? No, ok, che c'entra? Vabbè, facciamo un'altra domanda. Senta, una domanda di attualità. Cosa ne pensa della questione dei Dico? Così andiamo subito sul sodo, Ma che cosa vuole che le dica? Si muove. Forse Su questa problematica dei diritti e dei doveri delle persone stabilmente conviventi, volgarmente detti dico, ho una precisa opinione, un punto di vista fermo e assoluto. Il mio pensiero sull'argomento è determinato, audace e coraggioso. Sui dico ho delle teorie insomma indiscutibili e categoriche. Cioè, scusi? Non me ne fotto una minchia. Grazie maestro Mattiato. Arrivederci. Saluto, devo andare. Eccola. E con questo ci siamo giocati definitivamente. C'è la pubblicità, così almeno si dimenticano. Dicevo che lei parla inglese, insomma, non è poliglotta, non è una parolaccia. Anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Believe you. Believe you? Te credo. Ah, ho capito. George è un amico, è un friend. George, guarda, lo conosco da quando era ragazzo, un boy. Mi ricordo, Boy George si chiamava. Do you really want to hurt me? Do you really want to hurt me? Dai, che vuoi? Senta, potrebbe passarci il presidente? Ok, stay dietetic. Stay dietetic? Resta in linea, cretino, stay dietetic. Stay dietetic, resta in linea. Lo conosci inglese o non lo conosci? Stay dietetic. Vai, questo è inglese di Trastevere. Allora, un attimo ti passo George Naples. Un attimo, Giorgio Napolitano. George, I want you. Sì. Quelli da radio. Ecco. Inglese proprio perfetto, no? Si sente di Oxford. My dear paesano e my dear paesano. Buongiorno Presidente, anche lei si prepara all'arrivo di Bush? Certamente. Io oggi già incontrato Bush padre, mo incontro Bush figlio, mi manca Bush Spirito Santo e oggi ho completato la collezione. Senta, ma è vero che Bush vuole andare a visitare Trastevere? Esatto, purtroppo, che già fa? Vuole andare alla parolaccia, o ristorante, lo sai, no? Perché dice che quando qualcuno lo manda a quel paese ogni 5 minuti si sente un po' come a casa. Ah, ecco, per questo. Insomma, fervono i preparativi per venerdì, insomma, ci sono molti agenti, forze speciali. Sì.
continuano a fare le prove sulle vie in centro, ogni giorno si blocca il traffico. E questo è un problema, diciamo. No, ma quando mai, Baldi? A me quando si blocca il traffico mi sembra di stare a Napoli e mi commuovo. Certo. Penso alla tangenziale bloccata a Secondigliano, pensano belli ingorgo, in coppa lungomare e mi viene i chiogni. Senta Presidente, su questa ondata di ricordi, vuol lasciarci con un messaggio alla nazione? Tengo un discorso fresco asciutto dallo scongelatore del Quirinale, un discorso di fratellanza italo-americana. Comincio? Vada. Cara paesana e care paesani, tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per camella chi te li dà? A borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, Presidente? Baldini, voi conoscete già il mio discorso. Ci vorrà molto, ci vorrà. Vabbè, allora già capite, vado a ripassare l'inglese, bastano 3 parole come la canzone. Sole, cuore, amore? No. No. Dollas, Petro e Putandur. Ah, perfetto. Ci vedremo, viva l'Italia, forza Napoli e abbassi i playoff. Certo, il Napoli deve fare il playoff. Vabbè, arrivederci, Presidente. Desiderate il bambolotto napoletano Big Jim Gennarino che vede la bambola napoletana Barbie Russo Iervolino e decide di restare single. Ci credo. Era lì la battuta. Decidere 3. No, Nastro, guardi, noi vorremmo parlare con il Presidente se possibile. Pronto? Sì? Sono in diretta adesso. Ah, vabbè, allora è possibile parlare con il Presidente? Un attimo. Sì, grazie. Giorgio! No, quelli da... Corridoi lunghi, l'eco è lungo, capito? Quelli della radio. Sentiamo se c'è. Se risponde. Centralino del Quirinale, cambio. Buongiorno. Che c'è? Buongiorno, Le ho chiesto per cortesia Sì, cosa? di non definirmi più centro-leninista, soprattutto dopo l'ultima nuova efficienza che mi hanno dato ieri, lo sai? Sì. E come la devo chiamare? E allora se lo sai, informati, lo sai? Mi deve chiamare Gran Comandante della Guardia Telefonica e Corazziere dell'Ordine del Via Voce. Vabbè, sì. Tutta quella roba là che dice lei, senta, possiamo parlare. Spiegatevi che stamattina è tergiversato. Stamattina, Avete tergiversato, tergiversato. A lei ci sente? Ce l'ha il tergiversato in macchina? No, il tergiversato. No. Senta, Dica. ci fa parlare con il Presidente se possibile, Un attimo, Sì. aspetta un attimo, vedo se c'è. Nel frattempo vi lascio il messaggio registrato, cambia, passo. Messaggio registrato, eccolo qua. Sentiamo. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Se desiderate un biglietto omaggio per una partita del Napoli in Serie A valevole da oggi a 10 anni, speriamo che bastino, digitare 1. No, grazie, non ci interessa. Se desiderate un cornetto portafortuna da non mettere nella tasca dei pantaloni perché è un cornetto oggi da digitare 2. Neanche quello, grazie, non ci interessa. Se desiderate la famosa foto scattata da un'auto Velox su cui in questa foto c'è un napoletano che si ferma ad un semaforo rosso, è esemplare unico e inestimabile, digitare 3. No, vorremmo parlare con il Presidente, grazie. Un attimo che ve lo chiamo. È il nastro registrato che parlava? Sì. E come fa? È registrato? Lascio gli spazi, Ecco, prevedendo la sua banalità, che lei quello che dice, io rispondo sì. Vabbè. Oppure no. No, vabbè. In questo caso era sì. Era sì, beh. Vi serve altro? No, grazie. Quasi quasi sembrate voi registrato. No, e io in perché? diretta. Scusi, vabbè, ci parli il Presidente. Un attimo. Vabbè. Giorgio! Ehi. Napi! Che? Manco Moccia lo chiamerebbe così. Te vanno quelli da radio! Cara paesana C'è. e cara paesano, anche questa difficile prova Bello fare la radio senza microfono, eccoci qua. Allora chiamiamo al Quirinale, vediamo se risponde il Presidente. Uomo Quirinale napolitano, buongiorno. Sì, buongiorno, viva Radio 2, Baldini, è possibile parlare con... Purtroppo il Presidente sta vendendo dei pacchi di fazzolettini al semaforo del Quirinale. Ma non credo, dai, non credo. Un attimo. Vabbè, aspettiamo. Attenda in linea, Sì. attenda in linea, cambio. Sentiamo, lei, sempre. Ecco.
Questi proprio burattini napoletani, vede? Dai. Vabbè. Si chioda pure la Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Sì. Se desiderate il portachiavi d'avorio con Napolitano Pulcinella, di citare uno. No, non lo vogliamo. Se desiderate l'iPod napolitano con 15.000... Ci sono dei disturbi sulla linea. Senti? Dicevo, sì. Se desiderate l'iPod napolitano con 15.000 canzoni cantate tutte da Mario Merola, di citare 2. Ma no, neanche questo. Se desiderate le polpette di napoletano con la ricetta di 4 zompi in padella, di girare 3. No, noi volevamo parlare solo con il presidente, se possibile. Guardi, il presidente è appena finito di lavorare e sta facendo la ricreazione nei giardini al Quirinale. No, vabbè. Provo a metterlo un attimo in Va collegamento. bene, grazie, va bene, sentiamo. Sento dei rumori, sono dei bambini questi. Allora, bravi bambini, bravi. Ma mo siamo arrivati noi che siamo più grandi. Allora? Io e i senatori a vita. E ci pigliamo gambetta. Via. Gli frega. Ragazzini, dammi sto pallone che ti chiavo un pacchero che ti porta a capo. I guaglioncelli stanno sempre a mezzo. Sì, presidente, ma che state facendo, scusi? La solita partitella di pallone pomeridiana. Quella fra scapoli ammogliati? No. Senatori contro deputati. Va bene, ok. Io faccio l'arbitro. Certo. Perché questi litigano sempre. Ecco, vedi, mo stanno litigando. Ma Stella! Dove vai? Devi stare dietro. Dove ha detto Prodi alla difesa? Certo. Presidente, ma sento che è un po' faticoso fare l'arbitro, no? Molto faticoso. Ogni giorno bisogna fare un appello al dialogo fra le parti. Ho capito. A ieri un deputato di cui non voglio fare il nome, meno male, che noi chiamiamo familiarmente Pierferdi, eccola, anche se non fa il nome, si è appiccicato con Vladimir Luxoni. Pure ho dovuto svolgere un delicato compito di mediazione politica. Ho capito, una bella ingiunzione istituzionale, un richiamo severo, insomma, con un duro monito. No. L'aggi pigliato gli aggi rituali. La prossima volta questo pallone ve lo buco. Certo. Venite qua, datemi la partita e dite mannaggia o diavoletto che ci ha fatto litigare. Pace, pesce fritto e bacon. Ecco, l'Italia si sente più tranquilla ora. Certo. Meno male che c'è lei a districare queste questioni. Senta, vuol dire qualcosa agli ascoltatori di Viva Radio 2, Presidente? Grazie. Tengo e dico tengo un discorso fresco che mi hanno portato stamattina da Marecchiano. Vabbè, allora, care paesane e care paesani, di Citengello a sta compagna vostra caggio perduto suon e a fantasia, che penso sempre che tutta la vita mia in giovulezza dicere ma non ce lo saccia di. Voglio bene assai. Conoscete il mio discorso? No, e io con questi fogli che faccio? E i coppitielli dei lupini che faccio? Vabbè, vi lascio con l'articolo 1 della nuova Costituzione napolitana. Bene, sentiamo. L'Italia è una repubblica fondata su una buona scusa per non andare alla politica. Ecco, grazie al presidente Napolitano. Ci colleghiamo con il Quirinale, dove c'è ovviamente. Cercheremo di avere notizie dal personaggio che guida l'Italia, no? Personaggio in assoluto. Se si porta il vino mi sa che al telefono viene fuori. Personaggio, dicevo, più importante della nazione. Sentiamo se c'è. Pronto? Centralino
Quirinale! Buongiorno. Grazie per avermi chiamato il personaggio più importante da nazione. No, non era lei, volevamo parlare con la persona che comanda lì al Quirinale, dai. Le passo una signora Clio, Ma vogliamo parlare con il presidente. Se vuole il presidente io lo passo, insomma è la signora Clio che qua comanda. Vabbè, chi se ne frega, scusi, ci basta. Ieri ha fatto indossare a Giorgio le pattine presidenziali fatte dalla moglie di Saragat, lo ha fatto passeggiare avanti e indietro 14 ore di seguito per lucidare i 9.000 metri quadri di parquet del Quirinale. Vabbè, insomma, ce lo passa o no, per favore? Un attimo. Grazie. Un attimo solo, Sì. un attimo, metto il nastro registrato. Metta il nastro registrato. Quindi se lei mi parla io non le posso più rispondere, da questo momento No, c'è la ok, registrazione. certo. Sentiamo, questo è il nastro registrato. Siete in linea con il nuovo Quirinale napolitano. Se desiderate la Costituzione italiana recitata dalla nuova compagnia di canto popolare, digitate 1. No, grazie. Se desiderate l'orologio a Cucù Maradona, che ogni quarto d'ora al posto dell'uccellino esce Diego Armando che esulta per lo scudetto, digitare 2. Neanche questo, grazie, centralino. Se desiderate la sella per motorino modello Napoli a 3 posti allungabile a 4, Certo. Anche a digitate sé. 3. No, vogliamo parlare con il presidente, è possibile? Com'è? E come? Si è registrato perché dice... Ma la registrazione prevede che qualcuno faccia una domanda e allora nel nastro noi abbiamo inciso Vabbè. il come Ho capito. e la successiva spiegazione. Anche Perché pure. se poi l'interlocutore chiede spiegazione noi registriamo questo che sto dicendo in questo momento. Ho capito. Grazie Sì. a lei, ha visto? Prego. Sì, ho visto, Come grazie. va? Bene, Ho lei... visto tutti spazi lasciati vuoti in modo che io posso parlare lei in può mezzo, parlare, certo. capito? Ci passa al presidente, per favore. Un attimo, attenda che finisce il nastro. Ok, vabbè, senti. Ecco, senti questo è il rumore del nastro che finisce. Ecco. Pronto? Sì? Sono in diretta. Bene, Mi senta. chieda che ore sono? Che ore sono? Un attimo. Sì. Sono le 2 in punto. Bravo, esatto, in diretta, perfetto, Un complimenti. attimo che glielo Sì. chiamo. Giorgio! Mamma mia, che mancanza proprio di tatto. Ma come si Cara può? paesana C'è. e care paesane, C'è. finalmente ieri sono finiti i festeggiamenti dei 50 anni dell'Unione Europea. Perché, guardate, l'Europa unita è bella e cara, però ognuno ha da fare quello che sa fare. Cioè, scusi, cosa intende dire? È inutile che la Bulgaria si ostina a fare la mozzarella di bufala, che come la fanno a Mondragone, insomma, non la fa nessuno. Presidente ha ragione, ogni paese ha i suoi prodotti, bravo. Facessero quello che sanno fare. Bene. Così il cittadino europeo sa dove deve andare. Se vuole uno spaghetto, una pizza, un mandolino, dove deve venire? In Italia, no? Se vuole un letto, dove va? Non lo so. Lettonia. Ah, ecco, ho capito. Se vuole uno smalto per le unghie, dove va? Non lo so. Ungheria. Ungheria, certo. È semplice. Quindi lei, Presidente, diciamo così, è per la diversità nell'unità. Ma senza troppi miscugli, Vabbè. se no si fa casino. Pensate, ieri, alla fine dei festeggiamenti, il presidente slovacco si è chiuso in bagno con un giornaletto ed è diventato il presidente ceco. Vabbè, Presidente. Non sottilizziamo, non ci dia particolari che non ci interessano, per favore. Vuol dare un messaggio alla nazione? Sì. Ne tengo uno fresco che indicherà la via agli italiani. Ci indicherà la via proprio, vabbè. Cara paesana e cara paesana, seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto. Fino al mattino, Presidente, dai. Poi parli. Conoscete già il mio discorso? Vabbè, dai. Già capito, me ne va. Vabbè. Va bene, Viva grazie. l'Italia, viva la Costituzione e viva il trio Magica. Cioè? Maradona, Giordano e Careca. Vabbè, grazie al Presidente Napolitano. Anche oggi ha aperto la nostra trasmissione. Dai. Sentiamo se c'è il Presidente Napolitano che è in visita a Venezia, non ieri, ma oggi. Pronto? Pronto? Vediamo se... un attimo,
purtroppo qua quando si comincia è un casino, bisogna mettere a posto, un attimo. Vai via da qui, devi andare via, non ti avvicinare neanche. Scusate, era un messo del Quirinale che è venuto... è passato da là, ho capito. Sì, è passato un attimo da qua. Allontani e non guardare. Ho sistemato tutto io. Bene, allora, un attimo, sono cose interrotte. Poi queste in replica verranno tagliate. Giustamente. Dicevo, buongiorno. Il Presidente purtroppo è momentaneamente assente. Lasciate un messaggio prima del segnale acustico. Scusi, come sarebbe prima? Casomai il messaggio si lascia dopo, no? No, scusa, se lo lasciate dopo il messaggio poi si registra. E io poi li devo ascoltare, devo prendere nota, devo avvisare il Presidente quando ritorna, un sacco di fatica. Insomma, se parlate prima, il segnale acustico non si registra niente, mi snellite un po' il lavoro. Sì, senta, per snellire subito il lavoro, ci passa il Presidente, per favore. Un attimo, visita ufficiale a Venezia. Lo so. Vedo se posso mettere nel collegamento, in linea. Senti, oggi ti mando il nastro registrato. Ah sì, come al solito. Di attesa, un attimo che te lo metto, sentiamo, un attimo. Senti, questo è il Carnevale di Venezia. La biondina in gondoletta, cioè il Carnevale di Venezia. Risponde il centralino automatico registrato del nuovo Quirinale napolitano-veneziano. Sì. Se desiderate il telecomando per la vostra gondola che serve per cambiare il canale, digitare 1. No, grazie, no. Se desiderate la supposta contro il mal di gondola, forma di campanile di Piazza di San Marco. No. Mamma mia. Che c'è? No, niente. Ma come fa a rispondere se è un nastro lei? Nel nastro abbiamo inciso la parola che c'è in previsione se qualcuno ci dice delle cose di quei capito? Sì. Se desiderate il mocassino rialzato modello Berlusconi contro l'acqua alta, digitare 3. No, grazie, volevamo parlare con il Presidente, è possibile? Eccomi, sono in diretta adesso. Attenda un attimo, cambio, la mettiamo in contatto Venezia. Ma questi sono rumori di acqua, Caro paesano e caro paesano, facetemi fare una visita come questa e mi dimetto. Ma perché, Presidente? Scusi, che è successo? Ieri sera mi hanno fatto fare una visita a piedi per Venezia, a Nantes e a Reto. A Nantes e a Reto, una continuazione per vicoli e vicolette. Mi è venuto un male ai piedi che mo' oggi capito perché questi vicoli veneziani sono chiamati calle. Ho capito, Presidente, però io sento in sottofondo del rumore d'acqua, dunque va meglio? Meglio non sasiccio. Vorrei fare agli italiani un accorato appello in diretta dalla laguna. Sentiamo. Portatemi a casa mia. Voglio tornare a casa. Ma come mai, Presidente? Siamo io, mia moglie Clio e la sua amica Twingo. Certo, da un'ora e mezza abbondanti nella laguna. Purtroppo il gondoliere che guidava è cascato in acqua e se ne aiuta a nuoto. Io tengo mal di mare, o cornetto e o cappuccino da colazione che stanno a ballare la tarantella rindo allo stomaco. Vabbè, Presidente, si sieda un attimo, si stende. Non posso. Ma perché? Perché sono io che sto guidando sto cazzo di gondola. È lei che guida la gondola, ho capito. Non riesco ad andare né innanzi né a retro. Aspetta, forse ci muoviamo. Vai Clio, vai mo! Giro il timone dall'altra parte. Esatto. Ecco. Che strani suoni sono questi. Siamo arrivati al ponte dei sospiri. Ecco cosa. Parcheggio qua e mi faccio venire a prendere da un motoscafo di contrabbandieri di Santa Lucia che in 2 ore mi portano a casa. Nel frattempo, Presidente, vuol mandare un messaggio alla nazione? Certamente. Vabbè. Posso parlare col regista un attimo? Prego. Mi levate questo effetto di acqua da 30 minuti che non ce la faccio più, per favore. In effetti, ho preso l'artrosi io. Che sono qua. Tengono discorso fresco appena pescato dal Canal Grande. Eccolo. Sentiamo. Caro paesano e caro paesano, come triste Venezia, soltanto un anno dopo, come triste Venezia se non si ama più. Come triste Venezia. Se nella barca c'è soltanto il gondoliere, dai, Presidente. Baldini allora non ha capito.
o gondoliere non ci sta, se n'è giuto. Vabbè, vi saluto, viva l'Italia, e volevo dire che questo venerdì andrò a vedere il film. Certo, lei che è di Napoli. Anzi, mi faranno una proiezione, anzi, verrà proprio Maradona a farmi palleggi in diretto davanti. Al Quirinale. E mi vedo il film Maradona, la mano de Dios. Bene. Viva il fegato alla veneziana, viva il Mose e viva Cacciari. Grazie al presidente Napolitano. I VIP. Very important person. Giusto. Sì. In realtà questi secondo me sono dei tips. Cioè? Poco important person. Certo, perché lei... Sapete, accadde anche a me, non ho fatto mica tanto casino. Accadde anche a lei? Quando è successo? Amici ascoltatori, negli anni 70 mi ricordo che i paparazzi mi beccarono, pensate, in Camporella con una mia collaboratrice di cui adesso non posso svelarvi il cognome. Bravo. Sono un signore. Bene. Vi dirò solo il nome. Sabina. Vabbè, non è che... Sabina. Sabine ce ne sono tante. Ma insomma, ci fecero un ratto una volta. Sì, il ratto delle Sabine. Senta, lei fu ricattato e pagò? Sei scemo? Ma cosa me ne fregava a me? Non ero ancora sposato. I problemi erano tutti della Ciuffi. Scusate. È scappato. Vabbè, ce ne sono tante di Ciuffi. certo. I problemi erano suoi perché era fidanzata. Era fidanzata lei? All'epoca. Fra l'altro con il mio migliore amico. Bravo. E che accadde? Lei mi implorò, ma io le risposi con ascoltatori. Non sono che ti pago per portarmi la pastelletta in diretta. Va bene, sono cose d'altri tempi. Certo. Ecco. Facevamo le cose con più spensieratezza. Anche la Ciuffini. Lei era preoccupata. Senta, ma il suo amico come l'ha presa? Diciamo dove lo prendono le galline, ecco. E non l'ho più rivisto. Hai coraggio. Adesso mollatemi perché mi sta tornando la concentrazione. Ecco, si concentra. Grazie, allegria. Signor Mike, primo ospite di Viva Radio 2. Aspetta, a scanso di... Salutiamo la signora Sabina Ciuffini, abbiamo scherzato ovviamente. Ci mancherebbe, riferimento al nome, però ovviamente sono tutte cose che si inventa il nostro finto Mike, diciamo, certo, che non corrispondono verità. assolutamente a verità. Come sappiamo tutti quanti, Mike da sempre è stato asessuato. Sì, certo, come gli angeli. Tabula rasa come gli angeli. Perché voi ve lo immaginate, dai, provate un attimo a immaginare Mike in quei momenti. Non si può. La 1, la 2 e la 3. È impossibile, io non me lo sono mai immaginato in quei momenti, ti immagini? Sono tanti, è vero che uno si potrebbe immaginare. No, è impossibile, no, ci provo ma non e alla fine allegria. Vabbè. Un cretino. Allora, dimmi. Parliamo di politica internazionale? Adesso, perché? No? Sai di Chirac? C'era su tutti i giornali. Che va via? Sì, va via. Dall'Eliseo? Mollato. Ma perché noi abbiamo una linea con l'Eliseo? Beh, ci possiamo provare volendo, sai com'è? Parlare con Chirac? Sai, è la RAI, bello, la radio di Stato italiana. Chirac, proviamo a chiamare Chirac. Sai che bisogna fare? Aspetta, allora, provate a chiamare il centralino. Sì. Per vedere se c'è. Guarda che ce lo passano, eh? Sì? Diciamo siamo a Radio Italiana. Ok, proviamo. Magari. Proviamo a sentire se c'è. Ha mollato, no, nel senso, non come Bozzi, nel senso ha mollato la vita politica, ha mollato. Ecco. Centralino del Quirinale, buongiorno Cambio. Ma che c'entra lei, scusate? Noi vogliamo parlare con il capo di Stato francese, no? Lo so, ma sono io in collegamento con i Quirinali di tutto il mondo. Un attimo che glielo passo. Attende in linea, Cambio. Va bene, ok, sentiamo. Mi sa che ha azzeccato il Quirinale giusto, perché... Siete in linea con le nuovo palais presidenziale di Chirac. La pronuncia non è quella. Se voulez-vous
a Ciatelle CD masterizzate e Sylvie Vartan che chanta l'inno dei Mameli di CD1. No, grazie. Se volevo accettare la baguette modello Rocco Siffredi di CD2. Grazie, neanche quella. Se volevo accettare la supposta anti-influenzal Eiffel. No. Funzionel, ma è stress, doloroso. Immagino. Immagino, merci, noi volevamo savoir se c'è Monsieur le Président Chirac. Un momento. Un momento, che questo in francese parla peggio di me. Vi passo la segretaria. Grazie, è meglio in italiano, sì. Sentiamo se c'è la segretaria. Bonjour, madame. Volevamo parlare con il presidente Chirac, le president. È possibile? Il nome nostro Chirac, Jacques Chirac. Oui. No, ma sì, mi sembra che si chiami Jacques. Ecco. Ma come lo chiama? Come a casa, dai. Forse. Parla. Che voce ha Chirac? Sentiamo se c'è. Bonjour Presidente, viva Radio 2 dall'Italia. Cher italien, cher italien. Cari italiani e cari italiani. Cari ma veramente cher. Ok, molto cari. Mon chéri. Vai, mio caro, piccolo. Je suis Jacques Chirac. Avevamo capito, Presidente. Senta, bonjour, è vero che ha dato l'addio all'Eliseo lei? Oui. Sì. Oui. Ma io donne l'adieu. Vabbè. Je donne l'adieu. Sì. Addio. Alle Champs-Élysées. Ai Campi-Élysées, sì, alle Champs-Élysées. Alle Champs-Élysées e allo Champs-Élysées. Anche allo Champs-Élysées. In particolare antifosforo. Ok. Sì, antiforfora. Che je ne nous peuple pas. Che non usa più. Completamente ormai. Ormai vuol dire ormai in francese, giustamente. Lei ormai è calvo, comunque, giustamente. Senza capelli. Sì. Senta, c'è scritto sui giornali che l'addio in televisione è stato particolarmente commovente, quello che ha dato. Oui, sì. Se volevo, sì, se voi volete. Je vais te faire. Ve lo posso fare? Oui. Anche a voi. Anche a noi, sì. Okay. In diretta, sì. Le maestro. Le maestro. Maestro? Cremonier. Sì, cremonese. Cremonier. Sì. Quando je ti dis moi. Sì. Non che tu parti quando casvo tu. È giusto. Tu parti. Quando sta rimbrottando il maestro di musica francese. Che? Compte per moi. Come ti permetti? Je suis Chirac, tu chi sei? Cremonier. E allora? Bene, sentiamo questo discorso che deve trovare le feuille. Le feuille. Voilà. Je vais faire l'adieu à l'Élysée. Oui. Sans lentement. Ecco, vabbè. Ma sta musica la conosco un po', però. È francese. È francese, va. Ma. Sì. Junto-me de nuit, si spenge la lumière, si spenge anche le slang di quell'ultimo bistrot. Le strade sono deserte e silenziose. Un'ultima Renault, Ségolène se ne va. La Ségolène royale. Le fleuve scorre il fiume scorre frusciant un bas les ponts, la lune brille en ciel dans toute la cité. Questa la capiamo, dorme solo se ne va un vecchio Chirac. Ho capito, sì. Addio. 5 volte addio. Al mondo. Sì. À Zidane, Notre-Dame, à Paris, à Colline, Cléry, al croissant, al boulevard, al pouce partout, e rien va plus. Eccola. Paris, grazie alla Presidente. E viva la France. Ci ha commosso. E viva la France, la liberté, égalité e Brut Fabergé. Bene, perfetto. Grazie alla Presidente Chirac. Eccola.
Bene, sigla! La sigla. Ancora non è cominciato? No! Sì, ancora sì. Diego, aspettavamo te perché sai, l'ospite centrale oggi non sei tu, purtroppo. Lo so, è pure io. Chi è? Tu lo sai chi è l'ospite centrale? E io so che l'altra volta che sono venuto a te era la Comencini, stavolta è Volo. Ecco, il problema è quando devo venire da solo. C'è sempre un altro attore. So. Vabbè, ma io sono contento. No, ogni volta che ci sei tu c'è sempre qualcuno. D'altronde. Che vuoi fare? Sono contento. Scusate, prima di iniziare il programma, io vorrei che Diego raccontasse come hai fatto ieri con me. Che si parlava, sai, lui c'ha un figlio, Matteo, di 10 anni che è qui. Ce ne ho 3 di figli, un altro si chiama Marco, ho mia figlia più grande che adesso ne ha 20, ma ne ha avuti 10. Di quel giorno, perché Diego è uno che quando va a cena gli piace bere un bicchierozzo di vino. Piace anche fuori cena qualche volta. Anche l'aperitivo. No, ma però ci sono delle situazioni in cui è determinante tipo ad esempio, ad esempio quando ho accompagnato, un giorno ho portato mia figlia a Euro Disney molti anni fa con una sua compagna di scuola molto carina. Allora già ho cominciato la gita, l'ho cominciata che siamo andati in vagone a letto, vagon lì che per loro era già divertente. Io avevo paura di non dormire in vagone a letto, allora alla stazione avevo comprato 2 bottiglie di vino da tenere perché metti che sul vagone a letto non c'era nessun modo per sedarsi, mi sedavo così. Invece mi sono sedato, cioè ho capito che non ce n'era perché non ci stavo con i piedi, uscivano, quindi da rannicchiato, imbriaco e rannicchiato era impossibile. Allora sono stato sano e mi sono avanzate le bottiglie. Abbiamo preso alloggio in un albergo all'interno di Euro Disney, il posto, cioè quando fai un regalo a un bambino devi farlo completo, dove servono topoloni, paperoni, degli imbecilli vestiti grandi però insomma è complicato stare al passo, i bambini ridono ma tu dopo un po' non ridi più, stanno sulle balle. La sera è passata così anche perché abbiamo cenato, si è bevuto qualcosa e sono andato lì. Alla mattina alle 7:30 sveglia per andare alla gran giornata, primo giorno, vento, freddo, acqua e 1 miliardo di persone, code di 1 ora e mezza, 2, 3 per ogni, per le brutte, quelle belle ci voleva 5 ore. La cosa che puoi fare subito è la tazza che gira su se stessa, che è una cagata pazzesca che ti embriaga, però insomma. Però da sano era dura. Beh, io dico, aspetto con ansia l'ora del pranzo, finalmente almeno andiamo a mangiare. C'era il ristorante dei cowboy, quello degli indiani, quello di Re Artù. Scegliamo un ristorante e ordiniamo. Siamo andati da una roba vecchio West, cold, non so. Ora sarebbe pericoloso. E a quel punto adesso sarebbe complesso. Però una volta si poteva ancora andare. Allora ordiniamo e arriviamo al momento, dico mi dà la lista dei vini, se pas possibile, perché i francesi, anche se sono cowboy, se pas possibile, non c'è nessun alcolico a Euro Disney, tutto il pomeriggio da sano in mezzo agli topoloni perché secondo me quelli lì sono imbriaghi loro e non si può fare. Non puoi fare un mestiere che vivi vestito da Pluto da sano, o sei scemo o si drogano, non lo so, però io a me non incontravo nessuno, quindi. Allora il primo giorno è andata così, è andata male. Il giorno dopo dico adesso qui non mi fregano più, mi sono ingegnato, ho preso un bicchierone di quelli della Coca-Cola da 2 litri con tappo a incastrate la cannuccia, ci ho messo 2 litri di barbaresco e sono partito alle 8 del mattino e ho fatto tutte le code e andavo in giro perché volevo vedere chi mi guardava nel bicchiere, ed è l'unico modo per affrontare l'autismo, ve lo suggerisco. Incredibile, hai visto che avevo detto io quando Diego racconta le sue cose mi avevi fatto da brutto. Questi qua che ti corrono dietro, poi ti vengono incontro, che come dire adesso ti diverti pure tu, ma a me non vai dal bambino, perché devi venire da me? Dico, cosa vuoi da me? Aveva ridere il topolone, il topolone pazzo, con le orecchione, mi dava delle orecchiate in faccia, pom pom così. Allora scusate, litigare, pensa, prendersi a botte con un topolone è anche brutto da vedere, del fotografo va subito su novella che tu picchi topolino, esatto. Facci ragione. Allora noi ti facciamo gli
in bocca al lupo anche Baldini, anche se Certo. gli piacerebbe che tu andassi male nelle vendite. No, lo no, so. assolutamente. Però No, invece no, ti faccio facciamo sempre in bocca al il tifo, lupo perché credo che No. possa essere veramente un bel libro, però io non posso esprimere il giudizio che non l'ho letto. Io spero. E io lo leggerò. Io ti prometto che lo leggerò. Innanzitutto in macchina ne ho un'altra copia che voglio dare a Diego. A Diego. Perché io l'ho visto interessato. Allora scommetti No, che ma tu non è- dopo oggi venderai ancora più libri. No, ma quello non è È meno importante. impossibile, è uscito oggi. Anche se ne vede una già più di ieri. Esatto. Dopo oggi sicuro. Diego, sei un fenomeno. Tu devi fare la radio, esatto. A me me lo dici, io infatti mi sto attrezzando fisicamente per la radio. vedi? Col vino. Col vino. No, devi venire ma puoi venire anche con noi se vuoi. Io vengo. Come fai un po' stai un po' con noi e poi fai il tuo programma. Io mi diverto molto, poi vi costa anche poco perché. Fabio Volo, ospite di Fiorello per parlare del suo libro Raddoppiate le vendite del libro di Diego Padantuono. Accompagnato da un Enrico Ghezzi. Certo. Tra l'altro io non credevo che lui anche nella vita reale parlasse fuori sync. E invece è proprio così, perché lui mi ha detto, mi ha guardato, ha mosso la testa e non mi ha detto niente. Dopo un secondo sento ciao. Chi era? Era lui che mi salutava. Parettissima, lui ha una qualifica ben precisa, Sì. è il rumorista. Una volta Cioè, ci abbiamo tentato, ma non era all'altezza. Sì, una volta ti ricordi? avemmo un rumorista che faceva solo rumori in maniera. Guarda, un attimo, così anticipiamo il nostro il ospite. purè. No, faceva dei rumori. La strani, barca. Allora vi faccio la barca ferma a motore, Sì. il peschereccio, quello Sì. proprio grosso, che sta a minimo dentro il porto. Dentro il porto. Sta a minimo, Sì, sai quando proprio sta a minimo? fermo. Ma insomma, vabbè, potrebbe anche. Adesso attenzione, sta partendo, ha messo il motore, sta accelerando, parte. No, Non è così. no, no, ti faccio un altro tipo di di rumore, sì. cioè La moto la falciatrice la del falciatrice, giardino. io Sì. quella la so fare Sì, benissimo. va bene, sentiamo. Ecco. Non mi sembra Questa molto viene differente, bene, però dai. bene, dai. Sta mettendo in moto, ok. Ci prova. Ecco, adesso ci vuole la ancora benzina. niente, la benzina, sì. Niente. Ecco, è partita. Vabbè. Tutti riescono a Ora fare faccio sì? cosa riescono a fare? Che è la falciatrice, Con dai. la bocca. Riescono a farla tutti. Giustamente. Ma Adesso, sì. adesso Sì. ti faccio, questo è un rumore difficilissimo. Sentiamo, ti faccio cosa? pure Sì. com'era? Nella Che- pentola, nella pentola che bolle ed No, esce fuori. Che esce fuori un po' di purè. Sì, qualche bioccolo Sì, di pure. esatto. Sì, sentiamo. Ma insomma, ecco. Poi tutta la pentola. Eccola. Scusate, Dunque non siamo poi stati. ci dicono che siamo scurrili. No, era il rumore Però pure era.